Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6, dove nell'ultimo episodio siamo arrivati qui e non abbiamo trovato quella cazzo di griglia. 2 ore di bestemmia, alla fine l'ho trovata ed ecco qui il party. Mi stanno chiamando tutti, andiamo a ballare. Che cazzo devo fare? Cos'è? Premontare? Che cazzo è? Tasto per cosa? Ah, i fuochi d'artificio, che belli! Ah, cagare, dai. Viva la morale, finalmente. Fottiti i soldi, una bomboletta a spray, altro che soldi. Guarda che bello. Niente, abbiamo festeggiato. Era la missione, in base a tutte le missioni che abbiamo fatto per la morale, appunto, finalmente siamo ubriachi con un granchio che vuole violentarmi. Mi dissocio. Ma c'è gente che russa a caso. Operazione completata, il nostro diritto di fare festa. Ci mancherebbe, guapo, pure tu sei ubriaco. Che cazzo fai? Hola. Playtime's over, Danny. Oh, no shit. You all just last night. How fucked are we? Gilberto's chameleons. Quando si dice non ti suse manco che boom. Cioè. Allora signori, dobbiamo incontrare la nostra Yelena e io in vostra assenza ho fatto un bel po' di robe secondarie tipo avamposti, posti di blocco, contraerie, robe così, intercettazioni, imboscate, qualche scorta. Non ho fatto granché, però sicuramente qualcosa l'ho fatta. In più mi sono preparato pure un arsenale che sarebbe la dotazione 3. Questo qui è il mio arsenale d'assalto praticamente. C'ho un set che comunque ha i suoi vantaggi, tra i guanti che ti permettono di fare la macete kill con la granata, e robe che aumentano la nostra velocità furtivo, rallenta la velocità di rilevarci, miglioriamo l'energia, aumenta la resistenza delle esplosioni e via dicendo, piccole cose. E siamo equipaggiati con un MP7, una specie di AK, poi abbiamo pure il bazooka quando le cose si mettono proprio nella merda, e una pistola ovviamente furtiva, perché se no dobbiamo fare per forza il bordello. Invece è sempre bello avere comunque una minima scelta di poter fare le cose furtivamente anche con questo set. Allora, la nostra posizione, la posizione che dobbiamo raggiungere è lì, il Grand Hotel. Attenzione, andiamo. Speriamo che in questo episodio riusciamo comunque a liberarci tutta la zona est, in modo da lasciare poi come ultima zona finalmente Speranza, sperando di distruggere Anton Castillo, vedere come va la situazione. Quindi se sono missioni stupide, raga, io ve le skippo così facciamo più veloce, perché Far Cry 6 dobbiamo completarlo. Quindi io vi invito sempre a lasciare un like di supporto, perché a voi non costa niente e a me aiuta un sacco. E in più vi dico che la serie di Fallout 4 e Ark si stanno ritardando a uscire, ma perché io non riesco a gestirne 3, raga. Ovviamente non è, cioè non l'ho mai fatto, e quindi adesso so veramente che io 3 serie non le posso gestire, anche perché parliamoci chiaro, sono 3 giochi comunque lunghi. Ark è relativamente infinito, cioè nel senso ha una fine, ma quanto ci vuole, capito, per raggiungere quel livello, per quanto riguarda Ark. Porca puttana che non moriva. Mentre Far Cry 6 e Fallout 4 sono 2 giochi lunghi e molto diversi. Cioè significa che praticamente giocare a un altro... Oddio, ma che cazzo è esploso? Vai via, vai via. No, non ho freddato l'autista. No, non può accadere una roba del genere. Perdonami, è un errore, è un errore. Mi perdoni. Perfetto, allora andiamo. Mi sono messo il corazzato perché devo modificarlo, tra l'altro. Appena troviamo un banco da lavoro devo modificarli, sia il pezzo che abbiamo davanti sia la torretta, che questa qui è finalmente grado 4 colpi perforanti, quindi dovrebbe essere la migliore torretta coi colpi perforanti. Uso i colpi perforanti perché secondo me sono i migliori, però vi dirò, mi sa che bisognerebbe usare invece i colpi esplosivi, perché tanto nella torretta non è che mi ci vado a fare i nemici, capito? La usi più per i veicoli. Insomma, poi i colpi esplosivi comunque sciolgono anche i nemici. Vediamo. E dai coglioni, ti freddo tutto. Ho ucciso veramente, uno di voi mi ha detto nei commenti, hai ucciso più civili che nemici. È vero. Che cazzarrire. Attenzione. So we hit McKay? He's the money behind Castillo. No. First we kill Castillo, then McKay won't matter. Yeah, what the fuck do we care about a Yankee in a suit? It's the money. No tanks, no bullets, no soldiers. I got it. Giusto. Yelena, Honron, Lorenzo, me, and all of La Moral will go after Castillo. Danny, you kill McKay. That doesn't make sense. Oh, oh, oh. So, I was getting tired of talking. Vabbè, mamma mia, quello se ne sta fottendo. Mamma mia, ma lei è pazzo, completamente pazzo. In fondo questo è lo spirito giusto, quindi sti cazzi. Andiamo.
Allora, vediamo la mia classe di assalto. Vi faccio vedere. Questo è l'assalto. Molto forte, colpi perforanti. Questo qui è proprio bello. Vabbè, l'aereo potrebbe essere un problema. Guardate quanto è bello. A 30 colpi. Potremmo ancora modificare qualcosina. Per il momento ci accontentiamo. Ok, l'hanno abbattuto. Questo è un bene. Non sapevo come farlo, se no. Qua ce n'è un altro, attenzione. Carro armato, carro armato. Ed è proprio in questi casi che io ho messo il mio amatissimo lanciarazzi di fiducia. Vabbè, ho preso la... No, sono un coglione. Aia, aia, piano, 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 piano. Sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione. Porca puttana, metti una mina. Vabbè. Arriva un'altra macchina. Minchia se lo prendo, raga. Peccato, peccato, era bellissimo. Però c'è una mina su quell'altro veicolo. Posso far esplodere la mina? Tipo così. No, non l'ho preso. Quanta mira. Corazzato sta roba. Che bello, pure l'MP7 è molto figa. Oddio, c'è un carro armato, potrebbe essere un problema. A meno che proviamo a sfruttare la torretta. Ma non gli fa un cazzo, perdonami. Perché mira solo me? Non si fa un cazzo, non si fa un cazzo, raga. No, John, come cazzo ti chiami tu? Che cazzo è la mia torretta quando serve? Ecco, in questi casi bisogna affidarsi un minimo. Sì, c'è messa la macchina davanti. Non ci crederò mai. Ah, è esploso, ok, godo, godo. Che cazzo sei? Ma vai a cagare. Di nuovo muori. Altre persone che arrivano da qui. A me servirebbero le munizioni tipo d'urgenza. Perfetto, abbiamo ricaricato tutto. C'è altra gente che arriva. Guappo, uccidili. Tu fai qualcosa così magari livelli. Ho preso Guappo e non il cane per farlo livellare un pochino. Ma dove cazzo sono? Prendono le zipline. Guardalo lì. Sono tutti qua sopra. Guarda, guarda come prendo. Oddio, è esploso. No, mi tirano granate. Oh, figlio di puttana. Chiamano, venite tutti qui, ripiegate sull'edificio. Vai, vai, arriviamo, arriviamo. Guarda la signorina col bazooka. Guarda, siamo fratelli e sorelle. Il mio è più bello, però. Mamma mia, con quanto sguardo me lo dici. Cazzo sono. Hai rotti i coglioni. Che bello, che bello. Bello sta assalto. Oddio, hanno tirato un fumogeno. Non vedo un cazzo. Buon uomo. C'è un altro. Bravo Guapo, sbrana tutto Guapo. Oddio, quanti cazzo sono. Vabbè, una strage. Mamma mia, bellissimo sto assalto, raga. Capite perché l'ho preso? Preciso, bello. Tiro il flashbang. Non vedo un cazzo manco io. Mi sa che l'ho freddato però, dal sound. No, l'elicottero. Dai, 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 dai. Almeno l'elicottero, ti prego, fatelo così. Perfetto, perché sennò non so come fare. Sì, invece un altro elicottero. Vabbè, ma io ho un bazooka. 35 su 50. Fai cagare, Guapo, Dall'inizio del gioco solo 35 nemici. Oh, vedi che cosa serve il bazooka. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Yelena, what's wrong? That was Gilberto. The attack. It wasn't to take the fort. It was to keep us inside. Minchia, sono colpi al viviro questi qui, raga, No. No. El tigre. We need to go. Run, Danny. Mamma mia, raga, bruttissimo. È morto il... Dai. Minchia, troppa No, scusami. Porca puttana, pensavo che era l'obiettivo da distruggere. Ho tirato un colpo di lanciare. Vabbè, raga, è insensibile a tutto, però. Porca puttana, è il tigre, raga, non ci credo. Mamma mia, guarda come ci stanno attaccando con il viviro. Madonna. No. How many did we lose? Where's Honron? Danny, just get to Patrio to speak. Bad time for I told you so. I came to say goodbye to an old friend. Back in 67, we didn't mourn our dead. Death was glorious. We were stupid. Castillo and McKay crossed the line today. More will die and Madò, è morta pure quella. Not an old legend. Or a new one. Or the leader of LSD. Or the fist of the revolution. We have to stop Castillo and that Yankee. We? You kids look like you could use a little luck.
Mamma mia. Mamma mia, brutto, brutto, brutto. Minchia, il tigre e la gnocca. Porca puttana, raga. Porca puttana. Pazienza, ragazzuoli. Proseguiamo. Non possiamo mollare. Non ora. Parliamo con Yelena. Hacker ai computer di McKay. Questa persona che dobbiamo uccidere. Vai, andremo in elicottero. Chiamiamo questo veicolo qui che è fantastico, tipo veloce. Ho una foto? Ah, questo è l'avamposto. Ok, è qui che dobbiamo andare. Bene. Aia, porca madonna. Vabbè, 2400 vabbè, dai. Abbiamo un viaggio rapido. Ma subito. Ma manco si vede. Ok, siamo qui, siamo molto vicini al punto. 160 metri. Andiamo a piedi. Chi cazzo è Giliberto? Ah. I'm going to kill. John Ron si chiamava quella gnocca. Ojo por ojo. Exactly. Now, I didn't call to check on your revenge meter. It's pretty fucking high. I'm sure it is, honey. I wanted you to know that I'm set up at La Morale's new HQ at Cardoso Mill. Come say hello when you can. You got it, Gilberto. Oh, and another thing, since we don't need a doorman anymore, Alfredo is looking for some adventure. You think Libertad could use him? Sure thing. Send him to Benito. He could always use the help. Better watch my step. Dobbiamo hackerare questa roba. Ci sono due persone. Proviamo questa roba, raga. Oddio. No. Ma che combo ho fatto? Minchia, qua non sai fare un cazzo, proprio un cazzo. Bellissima che combo. Gliel'ho tirato praticamente addosso. Forse da sopra. Ah sì, c'è proprio l'antenna. Ma vaffanculo. Centralina qui. Vai. Beh, non è hackerare, questo è sabotare totale. Ok, questo l'abbiamo fatto. Minchia, l'ho preso. Minchia, di questi jammer qui ce ne sono 11. Elena ha detto che l'ufficio si trova sulla collina nord del fiume. Vabbè, li facciamo, cioè è una roba opzionale, anzi. E meno male che è opzionale. Vabbè, allora dirigiamoci verso quel punto, sperando di non schiantarci contro un albero, perché faremo veramente una brutta fine. Che episodio questo qui, raga. Dai, dai, scendi, dai, lo sai, è arrivata la tua fine. Stavolta ti ucciderò in un modo creativo, Perdonami. Aspetta che abbiamo pubblico. Allora tiro una stordente mentre tu sei flashato. Vabbè, sei già cieco per forza. Non ti ha fatto nessun effetto, vaffanculo. Allora, in teoria dobbiamo andare qui. Questa dovrebbe essere la casa. È pieno di soldati, vabbè, lo sappiamo. Qua io cambierei arsenale, raga. Facciamo furtivo. Ok, siamo dentro. Proviamo a fare le cose più furtive possibile. Perfetto. Fuori dai coglioni. Allora uno sarà sopra di me per forza. Stiamo eliminando tutti qua negli uffici. Sotto ce n'è uno, ce n'è un altro. Perfetto, però ce la stiamo giocando. Guarda qui il figlio di puttana. Ci sono delle note. Pure un'arma dietro così. E una chiave. No, avranno trovato un cadavere. No, hanno comunque suonato l'allarme. Vaffanculo. Cazzo è? Buon uomo. No, buon uomo, perdona. Buon uomo. Vabbè. Vabbè. Niente, quando le cose si mettono nella merda. Perdonami. Oddio, ho sparato a caso, perdonami. Oh, ma vuoi morire, porca madonna. Come guapo è a terra. Mamma mia, che coccodrillo di merda. Oddio, ma quanti cazzo sono qui? Aia, porca puttana. Che cazzo sei? Raga, con tutti questi nemici che ci sono, mi sa che sono infiniti. Sto facendo fare le abilità a Guapo. Guardalo lì, bravo Guapo, sbranalo. Guapo, mangia questo, veloce, Guapo. Bravissimo. E mordilo, Guapo di merda. Ah, vai a cagare. Vai, ultimi 3 nemici, raga, e Guapo si livella. Bravo Guapo, bravissimo. Allora, adesso troviamo questa sala server. Ho perso un sacco di tempo, ragazzi. Ho fatto sviluppare l'abilità a Guapo. In teoria, vediamo sempre se è così. Facciamo dettagli. Oh, le ha prese tutte e 3, raga. Pure Guapo è potenziato al massimo. Abbiamo Guapo non si arrende mai, diventa più resistente, si rianima da solo. Fondamentalmente Guapo fa questo qua, ma abbiamo capito che fa anche cagare. Comunque troviamo sta cazzo di sala server, perché veramente. Ok, hackeriamo il sistema. Niente, dobbiamo aspettare. Dai, il primo computer, ragazzuoli, è quasi hackerato, 94%.
Ok, il primo l'abbiamo hackerato. Adesso cerchiamo un computer al piano di sotto. Eccolo. Ok, e aspettiamo pure che si hackeri questo. Ok, signori, fatto pure il secondo. Ok, adesso raga, accediamo alla sala conferenze. Speriamo di finire subito perché veramente, mamma mia raga, il panico. Hello? How's it going there, backpack? How do you think, you Yankee asshole? Oh, well, Canadian asshole, actually. We're like Americans, except we say sorry as we slide the knife in. Guardalo lì, figlio di puttana. You killed my friends. I'm here to pay you back. Gotcha. Now, when they died, did their brains leak through their ears and the nose? No, you know what? No spoilers. I'll check the footage once I put my little idiot to bed. Hey, primo job on Benitez, by the way. You did me a solid there. I was having this meeting with Castillo, and I saw the video of you animals hanging her. I mean, it's right here. It's on my phone, man. He was really ticked off. Good. You're next. Well, let's look at the facts. Your country's 7 years behind the rest of us. If you just let Castillo and me do our thing, you people would go from third world to first. Like that. You people. I can feel the love. Jesus, Murphy, don't you get it? You're not my first gorilla. Yara's not my first shithole. This isn't personal, it's just your turn. So you just hang tight because I've got some real fun hombres heading your way. Sounds fun. What is that? What I need to destroy everything with your name on it. Security breach. See you soon, McKay. You fucking jerk off! Attenzione, mamma mia ragazzuoli. Operazione completata. Intanto andiamocene subito da qui che c'è il panico, il bordello più totale. Come cazzo ce ne andiamo? Ce ne andiamo. Vabbè. Buon uomo. No, sono senza colpi. Aia, aspetta. Troviamo. Piano. E cazzo. Mamma mia raga, che bordello qui. Che bordello. Andiamocene. Incontriamoci alla segheria. Va bene. Ma è qua la segheria. Ah no, questo è un altro jammer da hackerare. Attenzione. No, il freno a mano. Vaffanculo, hackeriamo sta roba. Allora signori, abbiamo altre 2 missioni. Non so se questo qui verrà un episodio molto lungo, ma voglio provare a finirle perché saranno le ultime 2, la missione finale. Dopodiché siamo su Esperanza, molto probabilmente. Quindi andiamo subito da Elena, come cazzo si chiama, e facciamo la prossima missione. Nel frattempo dobbiamo potenziarci sia la torretta che il parafango, insomma quella roba che ha davanti. Allora, eccoci qua, siamo nella segheria. Cazzo si entra? Nel dubbio spacchiamo tutto. Allora Elena, dimmi tutto, non essere impaurita, dai, non aver paura di me. Allora, incontri i guerriglieri alla raffineria. Andiamo subito. Guarda come parcheggio la macchina, sempre in una condizione di merda. Ma che belle ste stradine, raga. Proprio fighe. Nel frattempo, se incontriamo i jammer di passaggio, ovviamente li facciamo. No, porca mano. Proprio bello sto furgone, raga. C'è un quarto veicolo nel gioco, ma sarà qualche storia yarana, probabilmente. Minchia, raga, sta zona non è... La raffineria è una zona privata. Fermiamoci qua, ci potrebbero essere sicuramente dei nemici. Proviamo a prendere un po' di altezza, magari riusciamo a vedere un po' di cose. Guarda dove sono quelli. Ma io come cazzo entro? Perdono. Ah, è aperta. Porca puttana. 2 3. Ce ne sono ancora 4 5. Ok, sono 5 nemici. Possiamo farli liberamente, iniziando da quello che nessuno vede, ovvero lui. Poi facciamo questo che sta salendo, quest'altro, questo e questo. Mamma mia, che mira. Porca puttana, che cazzo c'è qua sotto? Yelena? What the fuck is that? Yelena? I'm here, Danny. You were right. It looks like this is where Mackay's people are making the chemical weapons, the bombs. Pinga. We have to fuck this shit up now. Connect me to any computer you see. I'll overload it. On it, Yelena. Ok, mi stavano sgamando, raga, perdonatemi. Il panico. Guarda qui, stanno facendo missili al viviro.
Cioè, proprio malati, raga, di sto viviro. Guardate qui che c'è. Ma queste sono, sembra roba nucleare anche. Tana, proviamo a fermare tutto. Adesso probabilmente arriverà il bordello. Meno male che abbiamo una classe adatta. Exploits. This stuff was patched ages ago. All they had to do was run Windows Update. I thought I needed a 0 day. Infatti, guarda, eccoli lì, guarda. You got soldados heading your way. Don't let them fuck with the connection. Stubborn motherfuckers. Hey, backpack. You really want to do the martyr thing just to Perché mi chiama solve one part of my zainetto? business? I'll rebuild. And by the way, you're causing a huge environmental disaster. I thought you kids loved the environment. You're all gonna die. I mean, why did you volunteer for this? It's got suicide mission written all over it. Ragazzo, stai andando tu, figlio di puttana. Venite qua, prendetelo il vostro amico, figlio di puttana. Questo è corazzatissimo, raga, che cazzo ha che non va? È esploso. No, porca puttana. Aia. Ok, l'ho hackerato. Danny, find the manual override switch and pull it. Blinking green light. Then I go. Ok. Cazzo devo fare adesso? Attivo tutto. Non so un cazzo, attiva e basta. Merda. Siamo bloccati nella sala con... c'è il viviro pure. The building is filling with that poison. Fuck. I saved you while there's 20-30 of us. Che cazzo si fa? Pescatori, aiutami tu. Trovo un modo di uscire. Qui? No, non so che cazzo fare. Qual è il modo di uscire? Oddio. Oddio, la nonnetta. La nonnetta ci ha salvato il culo. Prendi le pillole. Mamma mia, stiamo soffocando. No, merda. Mi sa che si è chiuso il passaggio. Porca puttana. Esci. È malato Really questo. entertaining to watch. Seriously. Now, if you don't mind, I'm gonna call out my boy Anton for more soldados because you Garihas are really starting to piss in my lemonade. Prendi le pillole. Vai via. Oddio. No, veloce. Mamma mia che strage. Vabbè. Sta esplodendo tutto. Vai via di qui. Guarda, mi è caduto l'elicottero davanti, non ci crederei mai nella vita. Vaffanculo. Sì, ma una guida di merda. No, la granata, sono morto. Che macchine del cazzo. Vabbè, che sai che io non è che ho una guida perfetta, però. Oddio. Preso. Fanculo. E mori. Porca puttana. Mi ricorda tanto qualche episodio vecchio dove abbiamo bestemmiato con tutte queste situazioni. Oddio. Ok, e adesso andiamo via da qui. Mamma mia, meno male che abbiamo parcheggiato il furgone, bene o male non dentro la raffineria, se no era un casino. Ehi, figlio di puttana! Che cazzo fai? Mamma mia, aspettate, raga, parcheggio un attimo, facciamo un po' il riepilogo della situazione perché abbiamo fatto un pochino troppe robe. Allora, praticamente distruggendo questa raffineria non abbiamo fatto altro che evitare che tutti gli armamenti belli potenti di Castillo, come le bombe al gas che abbiamo visto sono state la causa appunto della morte di Eltire e di John Ron, come cazzo si chiama, abbiamo eliminato tutto questo problema facendo fuori la raffineria. Adesso McKay, come cazzo si chiama, è ancora vivo e noi abbiamo in teoria quest'altra missione di Lucky Mama. Non dovremo averne più altre missioni qui e infatti no, sicuramente un'altra ce la darà, ma forse completando questa. Ragazzuoli, io questa qui cos'è? L'operazione in cui produce veleno deve finire i suoi condotti. Vabbè, questa è una missione per distruggere pure la produzione di veleno che hanno. Io velocemente l'andrei a fare sempre in questo episodio, così ci leviamo tutto quello che c'è da fare. Nel prossimo episodio molto probabilmente uccidiamo McKay, come cazzo si chiama, e poi ci andiamo anche appunto ci spostiamo nella prossima zona che sarà Esperanza, la zona finale dove si trova Anton Castillo. Quindi molto velocemente ci dirigiamo in quel punto, io vi schippo tutto. Ok signori, nel frattempo che ho raggiunto un avamposto mi sono potenziato la macchina, come avevo detto, sia la torretta sia i mezzi difensivi. Gli ho messo una cosa che aumenta la protezione dei danni di collisione, siccome era un blindato, ci sta che gli mettiamo questa roba. Ho potenziato il coso che ha davanti lì per sfondare tutte le macchine e in più la torretta portata al massimo. Mi sono tra l'altro aumentato la dimensione del caricatore dell'assalto mettendogli appunto una mod
e sostituito l'MP7 con l'MP5 e gli abbiamo messo il mirino. Infatti adesso al posto di 30 colpi ne ha 40, ho cambiato pure la skin. Secondo me su Far Cry 6 non è tanto bello il fatto che puoi cambiare le armi così, perché è come se le avessi tutte dietro comunque. Addirittura c'è pure una storia iarana. E poi guarda che cazzo li mettono, devi andarci fino alla... Disattiviamo questa produzione di veleno, diamoci da fare. Questa è la mappa e questa è la raffineria, bene. Ma avevo già incontrato una struttura del genere. Non è che ce n'è più di una. O era questa? Oddio, è esploso. Ok, devo trovare quindi tutti i pannelli incredibili. Sì, vedi che ci sono già stato. Qua ce n'è un altro. Perfetto. E penso che uno sia sopra. Ah no, uno è qua. E vedete, aumentiamo tutta la pressione di qualsiasi cosa e esplode tutto. Fatto? Sì. Okay, first up station down. You know, I used to watch El Tigre's back when he was in the field. Well, I'm glad you're watching mine. Why? Minchia, guarda potenza, raga. Allora, ok tutto, ok, però non abbiamo comunque la posizione degli altri serbatoi. Ragazzoli, io in vostra assenza vi farò un giro a distruggere tutto questo. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove mettiamo fine a questo stronzo, come cazzo si chiama, Sean McKay. Mettiamo fine a lui, distruggiamo tutto quello che c'è da distruggere qui e ci dirigiamo direttamente a Esperanza, dove finalmente possiamo affrontare Anton Castillo e porre fine a questa serie che non vuole più finire. Signori, io per questo episodio vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6. Mi raccomando, like, commentino e non rompere i coglioni. Ciao belli.